Oggi una ricetta che per me sa di estate, i calamari o totani ripieni. Per il sugo vi serviranno salsa di pomodoro, sale, pepe, peperoncino, vino bianco e olio. Potete preparare questa ricetta sia con i calamari sia con i totani. Vi serviranno anche sale, pepe, olio, pane grattugiato, pecorino, capperi e prezzemolo. Innanzitutto pulire i calamari separando la testa dalle code, quindi eliminare la parte cartilaginea e trasparente centrale. Poi, dopo aver tolto le viscere del calamaro, dovete eliminare il becco, che sarebbe la bocca. Basta premere tra le codine e verrà via da sola. A questo punto non vi resta che spellare il calamaro togliendo la parte superficiale. Cominciate a mano e poi proseguite sotto l'acqua strofinandolo e vedrete che verrà via da sola. Abbiate la cura di sciacquare il calamaro perfettamente anche all'interno, in maniera che si pulisca bene. Adesso prepariamo la farcia. Innanzitutto tritiamo le codine finemente, quindi mettiamole in un tegame con un filo di olio extravergine. Quando sarà caldo aggiungiamo le codine e il prezzemolo tritato, un pizzico di sale e un po' di pepe. Cuociamo 5 minuti, nel frattempo mescoliamo il pane grattugiato, sale, pepe, prezzemolo, formaggio e tritiamo i capperi. A questo composto aggiungiamo le codine dei calamari e mescoliamo con cura. Aggiungiamo poi tanto olio quanto necessario per ottenere un composto soffice e sgranato. Con questo composto riempiamo i calamari. Usate un cucchiaino, però poi pressate bene anche utilizzando le dita, in maniera che il calamaro venga ben riempito, però non in maniera pesante. A questo punto chiudiamo i calamari, ovvero la parte rimasta aperta, con uno stuzzicadenti. Per il sugo rotoliamo aglio e peperoncino con olio extravergine, aggiungiamo la passata di pomodoro, sale, pepe e basilico fresco. Mentre il sugo cuoce, rotoliamo i calamari in un altro tegame fino a renderli dorati da entrambe le parti. Adagiamo i calamari nel sugo, sfumiamo con un po' di vino bianco e cuociamo coperto fino a che non saranno teneri, circa mezz'ora. Ed ecco, il piatto è pronto. Buon appetito!